arrivo il nuovo album dei Bertas, inossidabile band sassarese, attiva dal 65, tra 10 brani anche uno dedicato al nuraghe di Santo Antine. Uscirà a dicembre il nuovo disco dei Bertas, l'inossidabile band sassarese attiva dal 65. Il disco contiene 10 brani, uno è dedicato al nuraghe di Santo Antine. Il servizio di Giovanni Pinna. L'album Alispartos uscirà il 19 dicembre, il giorno in cui i Bertas festeggeranno il 58° anno di carriera. Contiene 10 brani inediti, quasi tutti concepiti durante la pandemia. Spicca il singolo Santo Antine, scritto da Franco Castiglia e Mario Chessa. È un omaggio a Sadomo de Suré, che caratterizza la Valle dei Nuraghi. È stato un lavoro abbastanza lungo perché abbiamo dovuto cercare il connubio giusto tra musica e testo. Quando ci siamo riusciti siamo rimasti contenti del risultato finale, ecco. Il videoclip della canzone, firmato dal regista Alberto Salvucci, è già online e sta riscuotendo l'apprezzamento degli ascoltatori, catturati dalle immagini fortemente evocative che narrano l'esperienza del protagonista, attratto dal richiamo ancestrale delle pietre millenarie del maestoso monumento in territorio di Torralba. Legge i testi, studia profondamente il senso di quelle parole e elabora un pensiero. Questa volta ha costruito la storia di un uomo e delle pietre che gli ricordano la sua infanzia. Anche nel nuovo disco i Bertas restano fedeli alla linea. Musica pop raffinata con qualche sobria sperimentazione, poi il marchio di fabbrica, la sardità, mai strumentale, mai sfruttata per accattivarsi le simpatie del pubblico. Il legame con l'isola e la sua cultura è la cifra stilistica della band sassarese, che continua a coltivare progetti senza rinnegare le sue origini. Se dopo tanto tempo siamo qua, evidentemente quello che facciamo soddisfa noi principalmente e poi probabilmente soddisfa anche chi ci ascolta ormai da tanto tempo.